Batterio killer. In Veneto verranno inviate lettere a 10.000 pazienti. Lo ha deciso il gruppo di lavoro istituito dalla Regione ai fini della prevenzione e della gestione delle infezioni da chimera. È stato messo in atto un monitoraggio microbiologico per verificare eventuali contaminazioni dei dispositivi utilizzati per la circolazione extracorporea durante gli interventi cardiochirurgici. Pur essendo state messe in atto le indicazioni di sicurezza trasmesse dalla ditta produttrice, è stato deciso di inviare un'informativa da mandare a circa 10.000 pazienti in Veneto e 4.000 del Lussotto, sottoposti a intervento di chirurgia cardiaca con utilizzo dei dispositivi dal 1 gennaio del 2010 al 31 dicembre del 2017, perché possano essere presi in carico dalle aziende sociosanitarie i casi potenzialmente sospetti. A ogni modo, la possibilità di contrarre l'infezione è statisticamente molto ridotta. Su più di 30.000 interventi eseguiti dal 2010 nelle cardiochirurgie della Regione Veneto sono stati individuati 14 casi di infezione, con 6 decessi, di cui 4 presunti a Vicenza. In tutto il mondo i morti sarebbero 185, di cui 10 in Italia.